Amici sportivi, ben ritrovati dalla Serie A. Quinto è di nuovo una grande partita di futsal pronta da raccontare, pronta da vivere insieme nel canale YouTube della divisione Calcio a 5. È la sfida fra Kame Treviso ed Eco City Genzano, quinta di ritorno, 20ª complessiva della massima serie del futsal italiano. Due squadre che arrivano con umori e risultati, o meglio risultati e umori differenti. Un 3-1 dall'aspetto completamente differente, con l'Eco City Genzano capace di vincere il derby Colpomezia in casa propria, appunto 3-1. Kame Dosson invece nel turno precedente sconfitta 3-1 sul campo della Global Work Capurzo, e quindi missione riscatto anche soprattutto per salire di nuovo in classifica e per cercare di risalire dalla zona rossa, per cercare di risalire fuori dalla zona retrocessione diretta per la Kame Treviso. Eco City Genzano che invece cerca lo spunto per mantenersi in quota playoff all'interno delle prime 8 della graduatoria. Primo piano per colui che da qualche settimana ormai guida l'Eco City Genzano, Marco Di Fazio al timone della squadra capitanata da Stefano Mammarella, e primo piano anche per l'altro allenatore dalla parte opposta per la squadra di casa, ormai una vita su quella panchina, per Silvio Rocia. Le squadre devono fare il loro ingresso in campo e allora andiamo a leggere quelle che sono le due formazioni, andiamo a conoscere quelle che sono le squadre di Kame Treviso ed Eco City Genzano in questo sabato pomeriggio. Partiamo dalla squadra ospite, Eco City, che si presenta con il numero 1 Mammarella, capitano, numero 2 Giacchini, numero 4 Lori, numero 6 Gastaldo, con il numero 8 Barra, con il numero 10 Guerini, numero 11 Brunelli, con il 12 Di Ponto, 14 Taborda, 24 Barichello, 44 Ricci, 77 Micheletto. Risponde la Kame Treviso con numero 13 Fior, numero 1 Pietrangelo, numero 2 Ercolessi, numero 3 Ferreira, numero 5 Antoniazzi, numero 10 Sutton, numero 12 Giapavieira, numero 13, eccole qua le squadre che fanno il loro ingresso in campo, numero 13 Brizzi, ovvero Luisigno, numero 20 Azzoni, numero 22 Donin, numero 88 Bissoni, numero 96 Gargantini. Buono il pubblico, come vedete da questa bella inquadratura, presente qui al Palacicogna di Ponzano, due passi da Treviso, in provincia di Treviso. In campo anche i direttori di gara, la terna in maglia gialla la vedete schierata a centrocampo, con arbitro numero 1 del match Matteo Ottaviani della sezione di Trieste, arbitro numero 2 Luca Di Battista della sezione di Avezzano. Al crono c'è Giacomo Voltarella della sezione di Treviso, capitano Pablo Taborda. Lo vedete che si scambia i saluti e il sorteggio prima del match con l'altro capitano Giappa Vieira, e quindi eccole qua le squadre che sfilano. Divisa arancione quest'oggi per gli arancioneri, colori sociali dell'Eco City Genzano, divisa nera per la squadra di casa, la Kame Treviso. È quasi tutto pronto quindi per questa partita, che arriva un po' come il posticipo, come uno dei posticipi della Serie A. Quinto, infatti si sono giocate già una buona fetta di partite, con 5 risultati già emersi, 4 ieri, 1 oggi nel primissimo pomeriggio. Questa è la penultima gara in programma come ordine di start, perché alle 18 inizierà l'ultimo match, quello fra Fortitudo Pomezia e CDM Futsal. Avremo modo magari durante la partita o fra qualche istante, appena c'è un momento buono, per leggere, ricordare i risultati, dare una occhiata più approfondita a quella che è la classifica. Adesso però ci concentriamo su questo parquet, su questa partita, con il cerchio composto dalla Kame Treviso. Silvio Rocia partecipa, ma allo stesso tempo studia il quintetto avversario, chissà che non voglia scegliere uno starting five in base alle scelte del collega e rivale quest'oggi, ovvero Marco Di Fazio, subentrato in panchina ovviamente, come tutti saprete, dopo l'interruzione del rapporto con Fulvio Colini in casa Eco City Genzano. Tanti movimenti di mercato, in particolare proprio per la squadra laziale, ma oggi qua queste due squadre si affrontano per cercare 3 punti. Tutte e due hanno ambizioni e carte in regola per fare propria l'intera posta in palio. Kame Treviso nella fattispecie si presenta con 16 punti in terzultima posizione, Eco City con 25 in ottava
palla al centro, il kick-off è affidato alla Kame Treviso. È tutto pronto per la sfida fra Kame e Eco City Genzano, direttori di gara, che danno l'ultimo check. Aspettiamo solo il fischio. Via, start ad Kame Treviso, Eco City Genzano. Primo pallone toccato dalla Kame, primo a fondo sulla sinistra, con il taglio sulla fascia sinistra da parte di Antoniazzi su questo pallone alto che non viene però raggiunto sulla banda vicino alle panchine. Messa la sfera in fallo laterale, allora tocca all'Eco City provare a rispondere con Taborda che ragiona, cerca un compagno vicino, scambia nella retrovia, arriva dentro l'area, rischia tantissimo sul tentativo di foto da parte di Antoniazzi. Se la cava solo con un piccolo spavento l'Eco City, che torna in avanti con il pallone che transita sui piedi di Micheletto, quindi dalla parte opposta arriva a supporto Gastaldo, ma c'è il primo fallo del match, il primo fischio. Vediamo il replay, il fallo su Micheletto da parte di Capitan Vieira. Calcio di punizione già battuto dall'Eco City, proprio Micheletto per Gastaldo, quindi Taborda, giro palla prolungato con gli arancioni che cercano un pertugio per andare nella metà campo avversario. L'argentino Taborda guarda in avanti, la sfera alla fine arriva là davanti, Barrichello viene tamponato letteralmente da dietro. Per l'arbitro non è fallo, era attaccato all'azione il direttore di gara. Barrichello non è assolutamente d'accordo. Fatto sta che si riparte dalla rimessa laterale in favore della Kame Treviso, perché l'ultimo tocco sarebbe stato di Barrichello. C'è un conciliabolo, un paio di giocatori per parte. Barrichello evidentemente non d'accordo. Rimessa laterale per la Kame, pallone in verticale questa volta sulla destra, si impegna Giappa Vieira, ma il duello con Gastaldo fa schizzare la sfera oltre la linea del lato corto, quindi in calcio d'angolo secondo il direttore di gara per la Kame. Sul punto di battuta Donini, il pallone fuori, la botta violenta che non trova lo specchio della porta da parte di Azzoni. Vediamo il replay con tocco, altro tocco e palla che termina però fuori. Cerca di ripartire in avanti l'Eco City, chance per Micheletto che davanti a Pietrangelo prova la puntata con il sinistro, palla deviata in calcio d'angolo, occasionissima, la più importante fin qui in questi primi quasi 2 minuti di gioco. Ce l'ha avuta Micheletto, attento però Pietrangelo, contropiede ora Giappa Vieira, scala le marce, accelera il capitano, cerca di raggiungere l'area avversaria per andare a sfidare il portiere Edoardo Di Ponto fra i pali dell'Eco City. Pallone toccato in fallo laterale, allora tocca ad Azzoni occuparsi della battuta. Pallone al limite, attenzione a Giappa che si gira, murato da Gastaldo, ottiene solo la rimessa laterale. Primo piano per il capitano e bomber della Kame, che lotta adesso in piedi, poi a terra, poi di nuovo in piedi. Alla meglio però Micheletto, primo piano per lui, per il 77 degli arancioneri. Rimessa laterale, Taborda ad ampi gesti invita i suoi compagni ad andare via, sfera per Di Ponto che sale palla al piede, scarico in diagonale, rischia un po' ma Barrichello stoppa, doma bene il pallone, quindi Taborda allarga per Micheletto, può puntare 1 contro 1 Micheletto, duello anche fisico con Antoniazzi, la palla arriva al limite dell'area, allora in fretta e furia esce Pietrangelo, manda il pallone in fallo laterale, Silvio Rocia corre a dire qualcosa ai suoi giocatori, lo vedete vicinissimo al pallone il tecnico della Kame Treviso, mentre Matteo Ottaviani rimette ordine sul parquet del Palacicogna. Micheletto fuori, velo di Taborda, Barrichello prova l'1 contro 1 ma si fa toccare il pallone, di nuovo Micheletto, insiste l'Eco City che è tornata alla vittoria la settimana scorsa dopo una serie negativa di 4 gare, 2 sconfitte, 2 pareggi prima del ritorno al successo col Pomezia. 3 sconfitte e 2 successi invece, nessun pari nelle ultime 5 per la Kame, che si difende sul sinistro di Gastaldo. Un gol per lui in stagione. Rimessa laterale Eco City.
Pallone lasciato lì, Micheletto spara forte al centro dell'area di rigore, verso il centro dell'area di rigore, c'è una deviazione e allora si ripartirà dal possesso dell'Eco City. Chiama lo schema Micheletto, calcio d'angolo sulla lunetta, alza per Taborda, finta, controllo, Taborda forte dentro, un pallone che era molto violento, ma non c'è stata deviazione. Quindi rimessa laterale per la Came, già battuta, verticalizzazione, Giappa spara alla porta, affrontato da Gastaldo, si gira, apre il gioco per Ercolesi, è entrato in campo da qualche istante il numero 2 dei trevigiani, palleggia col suo piede preferito il mancino, lascia l'incombenza ad Antoniazzi, anche lui appoggia all'indietro, viene in linea di impostazione anche Giappa, allora manca il riferimento offensivo, il pallone termina nel vuoto. Applausi comunque per il tentativo di manovra della Came, che ora deve stare attenta su Brunelli, anche lui è entrato in campo da qualche istante, mentre Barrichello prova ad affondare sulla fascia, fermato ancora una volta, ripartenza della Came, contropiede, c'è spazio per il sinistro, non potentissimo da parte di Donin, e allora può bloccare a due mani Di Ponto. Sale in pressione la Came, Micheletto tra le linee, sguscia via, apre sulla fascia per Barrichello, un'altra chiusura su di lui da parte di Antoniazzi, molto attento fin qui il numero 5 in maglia nera, soprattutto in fase difensiva. Eccolo qua che appoggia per Ercolesi. Giro palla, sfera che arriva da Giappa, fatta di mestiere con Taborda, alla meglio l'argentino che poi tocca in mezzo, male, controllo, sinistro! Forse un tocco di Ponto, di sicuro il palo a negare il gol di Antoniazzi. Vediamo il replay che ci aiuta perché ha sparato il numero 5 della Came, botta, credo che Di Ponto l'abbia deviata sul palo, infatti c'è la rimessa laterale in zona d'attacco per la Came, occasionissima per la formazione trevigiana. Attenzione adesso al tentativo di girata di un altro neoentrato, Gargantini, e dopo 4 minuti e qualche secondo, eccolo qua il numero 96 della Came. Iniziano le sostituzioni rapide e numerose da parte dei due allenatori. Avvio abbastanza intenso, ora contropiede, Eco City sulla fascia, cerca spazio, se non vado errato Barra, è entrato anche lui da qualche istante. Micheletto, Barra, spara alla porta, cerca spazio, torna dal 77, affrontato da Ercolesi. Danza sul pallone Micheletto, cerca un pertugio, lo trova alla fine per Barra, due su di lui, riesce comunque di fisico e di qualità tecnica Federico Barra a mettere il pallone nel cuore dell'area di rigore, chiude la difesa della Came, calcio d'angolo per l'Eco City. Pietrangelo dà indicazioni, 4 minuti e 35 sul cronometro, pallone ancora una volta alzato, prova la botta Brunelli, colpisce decisamente male. Nulla di fatto, eccolo qua Leonardo Leo Brunelli, pallone alto, Ercolesi per Bissoni, un po' farraginoso questo possesso della Came. Ercolesi invita i suoi compagni a salire perché non c'è pressione da parte dell'Eco City, si viaggia in orizzontale grosso modo. Dentro per Gargantini, Ercolesi ancora per Bissoni, prova a mettere forte dentro, non era Bissoni bensì Luisinho, c'è qualche errore di numero nella distinta, chiediamo scusa, ma attenzione al lancio in avanti con Brunelli che prova il sinistro a beffare Pietrangelo, che invece ci mette la mano sinistra, riesce a negare il gol del vantaggio all'Eco City. Buona chance per Brunelli, ancora lui, appoggio per Gastaldo, la chiusura in extremis da parte di Luisinho in scivolata, maglia numero 19, l'abbiamo presentato come il numero 13, eccolo qua in scivolata, fondamentale l'intervento su Gastaldo che ora chiama lo schema. Pallone ancora una volta alzato, ancora una volta Brunelli col mancino, ancora una volta colpisce male e quindi palla fuori. Si resta sullo 0-0 fra Came Treviso ed Eco City Genzano dopo 5 minuti e 40 secondi.
qualche tentativo da una parte e dall'altra, un palo colpito dalla Kame con Antoniazzi. Tabellino ancora pulito, mentre fra i veneti è entrato in campo anche Sutton. Eccolo qua che di prima manda il pallone verso Gargantini. Giro palla, deviazione, rimessa laterale in zona d'attacco per la Kame. Luisigno sul punto di battuta. Controllo non preciso. Eccolo qua il 19 dei veneti. Sutton si fa vedere praticamente sulla linea, riceve, appoggia per Luisigno, dentro il tocco ad assecondare il taglio di Sutton da parte di Gargantini, ma non può arrivarci il 10 in maglia nera. Allora di nuovo l'Eco City senza pivot, e allora c'è spazio alle spalle della difesa. Brunelli fa segno di ok, di intesa con i compagni, buona l'idea, meno la qualità tecnica, e quindi la sfera termina fuori. Verticalizzazione al centro, prova a girarsi Gargantini, la maglia si allunga sul intervento difensivo da parte di Gastaldo. Quelli molto fisici tra pivot e centrali da una parte e dall'altra, soprattutto nella metà campo dell'Eco City. Calcio d'angolo Kame. Sutton sul punto di battuta, pallone anche il suo alzato, Luisigno, botta, aveva trovato un discreto impatto ma Brunelli ha ribattuto, si lamenta con gli arbitri l'11 arancione per un presunto blocco. Tutto regolare, si gioca, ancora Kame che prova a salire di ritmo. Luisigno scappa via Sutton, libera lo spazio ma non riesce a verticalizzare. Roccia dà indicazione ai suoi, palla buona per Sutton, allora mette giù il pallone, pressato da Barra, deve retrocedere la Kame. Luisigno di tecnica, appoggia per Pietrangelo, stop, deve sbrigarsi sulla pressione di Barra, il pallone termina fuori. Rimessa laterale per l'Eco City. 7:13, ancora 0-0. Gastaldo, Brunelli, palla in banda, scusciante al centro, si accentra il neoentrato Francesco Ricci, maglia numero 44, primi secondi per lui in questa partita. Guadagna una rimessa laterale, viene incontro a Barra, il tocco è per lui, restituisce la sfera. Difese molto attente fino a questo momento, si gioca anche di blocchi come in questo caso per liberare una soluzione dalla distanza da parte di Brunelli. Pallone lontanissimo dal bersaglio, nessun pericolo per Lorenzo Pietrangelo. È lui che rimette il pallone in campo. Gara bloccata. Sutton, doppi passi, Sutton si accentra, arriva in pressione Gastaldo, la sfera va da Luisigno, ancora Sutton di prima, cerca di scovare davanti l'area Gargantini, palla troppo larga, irraggiungibile. Si riparte da Di Ponto mentre torna a respirare Barra e mentre anche Brunelli non controlla bene. Rimessa regalata di fatto alla Kame, ancora sale in pressione l'Eco City, sale Barrichello, sale Brunelli, si va da Pietrangelo, destro lungo che diventa quasi un pallonetto. Di Ponto però molto ben appostato, controlla la sfera, esca e poi va a recupero, torna nel rettangolo di gioco Taborda, altro lancio lungo questa volta dalla parte opposta, botta però, brutta botta. Servono subito i sanitari in questi casi. Fra Brunelli per l'Eco City Genzano, vedete inquadrato, dolorante, e Bissoni nella Kame, è rimasto molto dolorante a terra. Eccolo qua, numero 88 Tiago Bissoni. Vediamo il replay, è l'88 correva all'indietro e l'11 avanzava fronte contro nuca. Tanto dolore, sicuramente ghiaccio per loro. Per fortuna
In qualche secondo Bissoni rialza la schiena da solo, mi sembra un po' di preoccupazione, no? Normale in questi casi quando viene colpita la testa. Bissoni si rialza mentre resta ancora un po' a terra Brunelli. Ghiaccio ancora per lui. Ancora il replay grazie all'aiuto della regia. Sì, più che Luca forse la parte laterale della testa è stata colpita di Bissoni, mentre la botta alla fronte anche lui un po' laterale sulla sinistra. Lo vediamo dal punto in cui viene sistemato il ghiaccio. Brunelli si rialza, per fortuna. Dolore e applausi anche sportivi del pubblico per entrambi i protagonisti sfortunati di questo incidente. Si ripartirà dalla rimessa laterale in zona d'attacco per l'Eco City, mentre vedete Rocha che non è contentissimo e parla con i suoi giocatori in panchina. Calcio d'angolo anzi per l'Eco City, si muove in area di rigore Guerini, anche lui è entrato da poco. Pallone fuori, lontanissimo, dietro direttamente da Edoardo Di Ponto. Barrichello, domestica, ricomincia da Taborda, si fa vedere Guerini, si smarca, Taborda, Micheletto, pressato, attenzione, rischia, gestisce bene però il pallone, riesce anche a mettersi di fronte porta, a guadagnare la rimessa laterale. Buonissimo il lavoro di Micheletto, Leonardo Micheletto, miglior marcatore fin qui dell'Eco City Genzano con 11 gol realizzati. Rischia il dribbling, perde il pallone su Ton, lo tiene in campo, no. Sorriso amaro per il 12 della Came, Giappa Vieira. 10 gol per lui. Il pallone era uscito secondo il signor Ottaviani. Gioca l'Eco City, rischia un po' ma se la cava bene Guerini, poi l'anticipo provato e trovato da Luisigno. Due giocatori davanti al pallone, fa rispettare la distanza il direttore di gara. Con un po' di mestiere Luisigno ha frenato la ripresa del gioco. Barrichello, Micheletto, ancora Barrichello. Buona la giocata da parte di Guerini che scappa via, va davanti a Pietrangelo. Numero di Alessio Guerini. Primo piano strameritato per lui, che si è creato da solo con questa gran bella giocata. L'occasione di prima intenzione, ha fatto scivolare via il pallone, non è riuscito a tenerlo Antoniazzi, allora davanti al portiere, però gran parata di Pietrangelo nell'1 contro 1 a negare il vantaggio dell'Eco City quando siamo praticamente a metà del primo tempo. Manca poco, 10:48 all'intervallo e il punteggio ancora sul punteggio ad occhiale, appunto 0-0. Il risultato è sul punteggio ad occhiale, 0-0. Antoniazzi all'indietro per Pietrangelo, in avanti, la palla viene conquistata da Barrichello che poi va da Guerini, triangolo che non si completa, possesso Came, Giappa per Luisigno, sfida Taborda, ancora Giappa, si gira, il capitano spara, para Di Ponto, poi la palla resta pericolosamente in area, la porta via Micheletto, trattenuto, vantaggio inizialmente applicato dal direttore di gara, poi arriva l'intervento, il fischio e il calcio di punizione per l'Eco City. Vediamo l'occasione per il capitano Giappa che si gira, Di Ponto risponde presente, poi tentativo bis con Guerini che calcia per liberare l'area di rigore e poi il fallo da cui si riparte, palla alta, Giappa si sovrappone sulla sua fascia Donini, il pallone sulla sinistra, rete, il vantaggio della Came Treviso col diagonale vincente e il cuore che la dice lunga da parte di Antoniazzi. 1-0 per la Came Treviso con André Ferrera appena entrato in campo che disegna un assist cioccolatino per il taglio in parallela di Antoniazzi, diagonale perfetto, e allora dopo 10 minuti e 3 secondi cambia la situazione al Palacicogna di Ponzano, ha segnato Antoniazzi, è 1-0 Came Treviso.
1-0 poco dopo aver varcato la soglia del primo tempo. La Came è in vantaggio, l'Eco City vuole e deve replicare. Taborda cercava Micheletto, non c'è stata intesa, prende fiducia la Came ma sbaglia, regala un brutto pallone. Taborda, le sue finte, steso, tutto regolare, ripartenza Came, 3 contro 2, Giappa apre il gioco, poi dalla parte opposta chiude tutto Barrichello, le squadre si allungano, scappa via Barrichello, accelera ma recupera alla grande Donin, manda il pallone fuori, salva un'azione pericolosa e avversaria. Ecco qua Taborda, vediamo se c'era fallo oppure no. Dribbling e lo sgambetto c'era, probabilmente non hanno visto i direttori di gara, era un fallo abbastanza netto. Raramente ci sbilanciamo, ma le immagini insomma hanno parlato in maniera eloquente, nulla di gravissimo. Calcio d'angolo, Taborda a sinistro che chiama in causa Pietrangelo. Reazione immediata da parte dell'Eco City Genzano con questo tentativo di prima intenzione di Pablo Taborda. Pietrangelo si oppone, ora riceve da André Ferreira, entrato in campo dicevamo da qualche istante, lancio in avanti, Ercolesi si impegna ma affrontato da Taborda, non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale battuta da Ricci, Micheletto, Taborda, Di Ponto, pallone lungo, direttamente out. Salgono anche i decibel all'interno del Palacicogna con il pubblico di Fedecame che si è galvanizzato dopo il gol realizzato da Antoniazzi. Ora un pallone strappato dall'Eco City, prova a distendersi, ruba il pallone però Ercolesi, cade, anche lui vorrebbe il fallo ma gli arbitri stanno palesemente lanciando un messaggio ai protagonisti in campo. Il metro è questo, attenzione all'occasione ancora per Antoniazzi che in un nanosecondo anticipa e calcia ma manda fuori lontano dalla porta l'attuale man of the match Carlos Antoniazzi sul gol dell'1-0 sul quale viaggiamo in questa partita della 20ª giornata della Serie A Quinto. Mentre fra qualche minuto, attenzione, torniamo in cronaca, poi vi volevo dirvi qualcosa riguardo gli altri campi. Sì, dicevo, fra qualche minuto inizierà anche l'altra partita, quella che completerà la giornata fra Fortitudo Pomezia e CDM Futsal. Andiamo al replay col tiro di Antoniazzi di qualche istante fa e volevo darvi i risultati, ricordarvi i risultati maturati fra ieri sera e oggi pomeriggio, ovvero la Meta Catania che ha avuto la meglio 6-4 della Sandro Abate, la L84 Torino che ha battuto 4-3 la Global Work Capurzo, Napoli vittoriosa 3-0 sulla Roma, 3-3 fra Savia Testa Mantova e Pirossigeno Cosenza e poi oggi pomeriggio vittoria larga in trasferta dello Sporting Sala Consilina 9-4 a domicilio dell'Active Network. In classifica quindi la Came Treviso adesso è terzultima con 16 punti, a una lunghezza dalla zona playout e quindi dalla Fortitudo Pomezia che abbiamo detto scenderà in campo fra poco e a 5 punti dalla quota salvezza diretta rappresentata dalla Savia Testa Mantova. L'Eco City Genzano invece è ancora dentro la zona playoff, ottava con 25 punti ma ha la ghiotta occasione di superare l'Active Network e agguantare la Roma al sesto posto in caso di vittoria, cosa che al momento vedete, come sapete, non sta accadendo perché sotto 1-0 la squadra di Marco Di Fazio conduce la Came Treviso grazie al gol di Antoniazzi. Fase di stanca del match dopo una buona intensità nella prima metà. Ora diversi errori, gioco un po' spezzettato, pallone che finisce spesso fuori, non trovano buone soluzioni le squadre di Roccia e Di Fazio e allora fra poco entreremo negli ultimi 7 minuti del primo tempo. Pressione dell'Eco City, Ricci con un po' di mestiere con le mani si aiuta per non far partire il taglio di un avversario. Eccolo qua Ricci, numero 44 dell'Eco City, Francesco Ricci, un gol in questa stagione. La Serie A Quinto. La rimessa laterale è per la Came, battuta da Luisigno, quindi Bissoni dietro, Pietrangelo, lancia in avanti, il vuoto, non può in alcun modo arrivarci Donin,
22 per Enrico Donin. Palleggiale così. Micheletto rischia un po', si va a chiudere, si va a cacciare un po' nei guai, alla fine perde il contatto col pallone e concede un corner alla Kame Treviso. Anche qua gli arbitri lasciano correre, le mani un po' sicuramente utilizzate da Gargantini, ma la coppia arbitrale sta lasciando molto correre. Questo è il metro arbitrale scelto perlomeno fino a questo momento. Pallone dentro di tacco, Gargantini prova a produrre uno schema evidentemente studiato in settimana dalla Kame Treviso, ma non riuscito in maniera perfetta. Pallone fuori, allora riparte Micheletto, c'è un po' di spazio sulla fascia, Micheletto prova il dribbling, fermato alla grande però da Bissoni che appoggia per Luisinho, accelera la formazione di casa, cerca un pertugio, non c'è, si organizza la difesa dell'Eco City, deve ricominciare il quintetto di Rocha con la palla che entra dentro al campo, spara da distante Donin, trova l'intervento di Di Ponto, già dalla parte opposta con Barra che insegue il cuoio, lasciato sfilare da Luisinho. Vediamo ancora Donin, si accentra, pensa al tiro, prova, centrale abbastanza, non impossibile la parata di Di Ponto che però si fa trovare concentrato e reattivo quanto basta. Ancora però Kame, quindi palla intercettata da Ricci, Barra, Brunelli, c'è Castaldo che si apre sulla destra, eccolo che riceve il numero 6, non si intende con Ricci, palla fuori esattamente sulla linea di metà campo, si ripartirà da lì col possesso della Kame Treviso. 5-5-5, ovvero 5 minuti e 55 al termine della prima frazione di gioco. La Kame avanti 1-0, lancio in avanti, Antoniazzi di testa, prova la sponda per Gargantini, il triangolo non si completa. Urla di andare in pressione mister Rocha, palla recuperata, attenzione, chance per Gargantini, destro Di Ponto, pone e spazza tutto Barra, occasione importante per la Kame. Di Ponto ha detto di no, eccolo qua Gargantini sulla mattonella, ha calciato in girata, ha puntato in sinistro, ha calciato con il destro, Di Ponto ha mandato la sfera fuori. Tocco corto da posizione molto angolata, ci prova comunque Luisinho, eccolo qua il 19 della Kame, altro calcio d'angolo affidato a Tiago Bissoni, palla fuori, Luisinho ci prova di nuovo, sarà ancora corner, resta là davanti la Kame Treviso. Pallone alto, Luisinho si coordina, ma davvero molto difficile, altissimo il coefficiente di difficoltà di questa battuta volante. Palla lontana dalla porta, siamo dalla parte opposta con Brunelli, raddoppiato. Ultimo tocco secondo il direttore di gara e degli arancioneri in questo caso da parte di Castaldo, veramente sopra il pallone. Castaldo si lamenta, ovviamente irreprensibile il signor Ottaviani. Possesso Kame, Giappa, Antoniazzi, quindi Bissoni, pallone dentro, ancora Giappa, passato da Barra, si gira, Giappa Viera va sulla fascia ma non molla Barra, tenta il contropiede, l'Eco City desiste perché non ci sono spazi e allora si affida all'1 contro 1 di Barrichello, porta avanti il pallone il 24, accelera Barrichello, conclusione smorzata da Bissoni, poi Pietrangelo la recupera ma ormai era terminata fuori, quindi corner per l'Eco City. Genzano a caccia del pari, Castaldo, tocco corto, scambio forte sul secondo palo, Barrichello ci arriva tardi, la palla era filtrata all'interno dell'area di rigore come un missile davanti, lo sguardo di Pietrangelo sul secondo palo, però Barrichello è partito quell'attimo di ritardo che gli ha impedito di far carambolare la sfera in fondo al sacco.
E allora si resta sull'1-0, la decide sempre ancora Antoniazzi su il gol a metà primo tempo dopo 10 minuti e 3 secondi per la precisione. 1-0. E proprio la Came ha il pallone fra i piedi con Luisigno che appoggia per Azzoni. Giacomo Azzoni che si accentra, lascia il pallone dietro, lancio di Antoniazzi, la sfera che arriva da Luisigno, buono il controllo, l'appoggio per Giappa, l'azione prolungata, quindi Luisigno si gira, cerca l'angolino alto più lontano, non lontanissimo dalla porta di Di Ponto, il sinistro di Luisigno. Apprezziamo la buona giocata del 19, Di Ponto controlla a vista, che il pallone termini fuori. Ultimi 4 minuti. Barrichello marca bene Giappa, Taborda, Gastaldo scappa sulla fascia in scivolata, chiude bene Luisigno che poi riceve il cambio da Sutton. Eccolo qua, Luis Brizzi che è fermato in scivolata. Gastaldo era autolanciato, rimessa laterale così di battuta. Il fischio però da parte del direttore di gara, perché non abbiamo sentito il suono della sirena, ma il gesto mi è sembrato eloquente. Time out. Ora la rimessa laterale era per l'Eco City, quindi evidentemente il time out l'ha chiamato la panchina dell'Eco City. Primo piano comunque su quella della Came Treviso che sta conducendo 1-0 grazie al gol di Antoniazzi a 3:51 dalla fine del primo tempo. Parla intensamente Marco Di Fazio ai suoi ragazzi, vedete, il time out con molte parole, guardando i suoi giocatori in faccia, mentre poco fa le telecamere hanno indulgiato, hanno ripreso lo sguardo attento il presidente della Came Treviso, lo storico presidente Alessandro Zanetti. Si riprende appunto la rimessa laterale per l'Eco City, è uno schema che vuole restituire il pallone a Barrichello, lo scambio con Gastaldo, la palla schizza fuori e allora c'è Guerini che è pronto a rimettere il pallone in campo. Eccolo qua, destro all'indietro per Taborda, cerca un varco, Barrichello con l'aiuto di Taborda si ritaglia qualche centimetro di spazio. Gastaldo va nel cuore del campo con l'ottimo lavoro da parte di Guerini, esagera però il numero 10, allora concede la sfera alla Came che palleggia. Sutton affrontato da Gastaldo, all'indietro per Antoniazzi, quindi Giappa, ancora Antoniazzi, 2 tocchi per il quintetto di Rocha. Sutton davanti per Giappa, l'anticipo di Barrichello, può lanciarsi in avanti per un 4 contro 3, la gran chiusura però da parte di Sutton, si autolancia 1 contro 1, Sutton contro Di Ponto, ha la meglio il portiere dell'Eco City Genzano che nega il raddoppio alla Came Treviso, nega il 2-0 a Sutton. Grande intervento dalla parte opposta, Barrichello e para Pietrangelo, portieri protagonisti a negare il gol da una parte e dall'altra. Vediamo qua Gastaldo, Barrichello prende la mira, calcia forte, gran parata questa di Pietrangelo sul primo palo, un missile vicino all'incrocio dei pali a 2,50 dalla fine. Gran parata di Pietrangelo a negare l'1-1, poco fa qualcosa di simile da parte di Ponto su Sutton, sale proprio il 12, lancio alto per cercare il colpo di testa di Gastaldo, irraggiungibile. Fiammate del match in questo tratto finale del primo tempo, le squadre sono lunghe, il pallone viene alzato da Antoniazzi, blocca Di Ponto, Taborda vuole perdere tempo, verticalizza per Guerini, fermato, rimessa laterale per l'Eco City. Vediamo anche l'1 contro 1 precedente, praticamente un face to face, gran parata anche questa di Ponto, ha allargato il braccio, l'ha tenuto teso. Grandi protagonisti i portieri in questo frangente.
a negare prima il 2-0 e poi l'1-1, e allora si resta sull'1-0. E allora notiamo queste due parate sul nostro taccuino per segnalarle in vista di una eventuale presenza, inserimento nella top 5 delle parate della settimana, una delle due rubriche seguitissime sui canali social della divisione Calcio a 5, quella dei gol e quella delle parate, ovviamente ogni settimana i migliori gol e i migliori interventi da parte dei guardiani delle porte della Serie A. Vediamo se viene sollecitato Pietrangelo adesso con Barrichello che prova a mettersi in proprio, scarica sulla fascia, il sinistro da parte di Micheletto, ancora deve intervenire Pietrangelo, stavolta con i piedi in spaccata alla sua destra, quindi Taborda va da Micheletto, ancora Taborda, finta, mette dentro il pallone, la terra di nessuno, lo riconquista allora André Ferreira, triangola bene con Antoniazzi, Ferreira per Sutton, l'ha tenuto in campo. Ultimi 85 secondi adesso, un po' di spazio per la Kame, le squadre sembrano stanche perché fanno fatica a rientrare all'indietro. La Kame palleggia forte, qui Barrichello si trova praticamente il pallone fra i piedi, lancia uno degli ultimi attacchi del primo tempo, la chance per Guerini, para ancora Pietrangeli. La borda di testa verso Di Ponto, ultimo minuto. Micheletto, c'è spazio per puntare le sue finte, si accentra, Micheletto non riesce a trovare il tempo per concludere, allora dalla parte opposta Sutton, guardate i metri a disposizione, Sutton verticalizza male però per Ferreira, palla che termina fuori. Rivediamo l'intervento poc'anzi di Pietrangelo, ancora una volta mani aperte su Guerini, la posizione molto defilata. Sei secondi alla pausa lunga. Brunelli tornato in campo per questo finale di frazione, così come Barra. Brunelli cerca lo spazio per il mancino, Brunelli calcia ancora Pietrangelo, più volte sollecitato Lorenzo Pietrangelo, si sta elevando a protagonista della sua squadra in questa partita. Una paratissima e diverse parate non semplici. Taborda in buca, chiude però bene Donin, ancora Taborda, sinistro ancora Pietrangelo sul primo palo. Rocha non è per nulla contento, così come il suo portierone, primo piano per lui. Corner, 11 secondi alla fine, forse l'ultimo attacco, guardate Taborda che ha vinto un contrasto, è scappato via. Pietrangelo chiude vicino al palo, Barra sul pallone, palla fuori, controllo e tiro di Micheletto, murato da André Ferreira. Barra sotto corto, ancora lui, destro, murato, 5 secondi, attenzione Brunelli, ci prova, pallone che si impenna, un secondo, suona la sirena e finisce il primo tempo. La Kame Treviso va al riposo avanti 1-0 grazie al gol dopo 10 minuti e 3 secondi di Giancarlo Antoniazzi. Lecco City nella ripresa proverà a recuperare. Andiamo in pausa anche noi, ci ritroviamo fra qualche minuto per raccontarvi e soprattutto mostrarvi il secondo tempo di Kame Treviso e così di Genzano.
Le squadre sono tornate in campo per il secondo tempo di Kame Treviso Eco City Genzano. Ancora non si sono schierate all'interno del rettangolo di gioco, ma ci sono tutti i protagonisti, compreso il pallone al quale viene giustamente dedicato il primo piano. È pronta a reagire nel secondo tempo l'Eco City Genzano, mentre vuole mantenere come minimo il vantaggio maturato nei primi 20 minuti effettivi la Kame Treviso, grazie al gol dopo 10 minuti e 3 secondi realizzato da Antoniazzi. 1-0 il parziale di primo tempo, mentre vedete Brunelli che si tocca ancora la parte sinistra della testa vicino alla fronte. È stato protagonista di uno scontro abbastanza violento nel primo tempo, per fortuna nulla di grave per lui e per il giocatore della Kame. Si trattava di Bissoni. Palla al centro, via al secondo tempo fra Kame Treviso ed Eco City Genzano. Primo pallone per la formazione di mister Marco Di Fazio. Micheletto tocca il pallone sulla fascia per Brunelli, mentre si era fatto vedere in avanti Ricci. La palla scivola via, si riparte da Pietrangelo, che è stato sicuramente uno dei più importanti protagonisti nella prima frazione di gioco, con almeno 4 parate importanti, una super. Palleggia la Kame, pressione altissima dell'Eco City. La palla viene calciata lontana direttamente da Di Ponte. Allora Taborda conduce la sfera, cerca spazio, va da Brunelli che apre per Ricci, può pensare di puntare, Ricci si accentra, calcia fermato. Palla che carambola fra i piedi di Brunelli, quindi Taborda, ancora Ricci, si affida all'1 contro 1 l'Eco City, ancora Ricci, ci riprova, la palla stavolta penetra fra le gambe degli avversari, ma per Pietrangelo è un gioco da ragazzi, farla sua. Conclusione centrale e alla fine smorzata anche debole. Tocca la Kame con Luisigno che va da Giapaviere, il pallone per il sinistro, tentato da Bissoni, conclusione deviata con la schiena da un avversario in maglia arancione. Calcio d'angolo per la Kame. Bissoni, vediamo il replay, buona l'azione della formazione di Silvio Roccia, riceve il pallone, deviazione di Taborda, corner affidato allo stesso Bissoni, palla forte dentro l'area, ribatte Micheletto, poi prova a ripartire ancora una volta Ricci, si trascina la sfera oltre la linea del lato lungo, alla distanza ci prova Antoniazzi, lui che sta decidendo il match. Palla alta, Taborda di testa, lontana, ancora Kame nella metà campo avversaria. Luisigno per Giapaviere, affrontato da Taborda, pardon. Tanti duelli fra due giocatori da tanti anni giocano in Italia. Per Taborda la parentesi fuori, mentre Antoniazzi prova a inventare. Bella giocata del numero 5 in maglia nera, ha fatto perno sul piede sinistro Veronica e poi col mancino stesso ha sparato sul palo più lontano, si è tuffato Di Ponte, non è dovuto intervenire, la palla sibilato vicino al palo più lontano, nulla di fatto. Buona occasione prodotta in autonomia da Giancarlo Antoniazzi. Primi 2 minuti della ripresa che stanno scivolando via senza gol. Si resta solo 1-0 del primo tempo. Ricci, Taborda, appoggio per Micheletto, ancora Taborda, Micheletto per Brunelli, si dispera Taborda, voleva un'altra scelta da parte del suo compagno. Bissoni, pallone in avanti, Giappa ci arriva di testa, riesce anche a mandare verso la porta avversaria, trova solo l'esterno della rete. Pallone che sembrava irraggiungibile, si è tramutato invece in una piccola occasione. C'era Di Ponte sul primo palo che ha controllato, ha lasciato sfilare. Ora Pietrangelo con i piedi, lancio lungo, l'ennesimo di testa, Giappa prova la sponda, arriva a supporto Bissoni che cerca l'assist per Luisigno, malinteso, pallone fuori.
rimessa laterale per l'Eco City. Taborda fa salire Di Ponto, allora superiorità temporanea. Taborda, le sue finte, cerca di verticalizzare, il pallone viene toccato fuori, Micheletto si accontenta, diciamo così, della rimessa laterale. Capitan Taborda, la fascia dell'Argentina al braccio sinistro, sale ancora Di Ponto, vedete Di Fazio vuole questa giocata, quantomeno per un primo tentativo, poi torna a difendere la sua area di rigore Di Ponto per creare una parziale superiorità. Taborda, palla per Brunelli, l'intercetto da parte di Antoniazzi, sempre sul pezzo, gran giocata di Antoniazzi, prova a scappare via il 5, lascia il pallone a Giappa, ricomincia la Kame, ottimo il break difensivo da parte dei giocatori di Silvio Rocha. Antoniazzi sicuramente MVP fino a questo momento della partita, in particolare per il gol, ma non solo, protagonista di tante giocate sia con che senza la palla, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ottima la prova del numero 5 della Kame Treviso. Mentre arrivano i cambi, tanti da una parte e dall'altra, sono cambiati quasi tutti i protagonisti nelle due formazioni. C'è Barrichello nel quintetto laziale, l'appoggio sulla fascia, palla intercettata, contropiede, Kame in avanti con Luisinho che prova l'assist sulla sinistra, chiuso, e poi in uscita ferma tutto Di Ponto sul tentativo d'attacco di Gargantini. È rientrato in campo anche Barra che appoggia per Guerini. Abbiamo detto tanti cambi, praticamente due formazioni nuove. Dopo 4 minuti e 15 secondi del secondo tempo, Barrichello al limite dell'area di rigore, cerca un varco, cerca un appoggio, cerca una soluzione che arriva con il rimorchio e la conclusione di Gastaldo, il sinistro ribattuto da Pietrangelo. Squillo offensivo da parte dell'Eco City Genzano, nulla di fatto per la puntualità dell'intervento fra i pali di Pietrangelo, mentre Di Ponto colpisce veramente male questo pallone, lo manda fuori. Ancora vediamo il replay. Barrichello, tocco per Gastaldo, luce per calciare sul secondo palo, bella parata anche questa di Pietrangelo, non un intervento banalissimo, assolutamente, era anche coperto. Di piatto pesca Luisinho, quindi Antoniazzi, adesso Tonin dentro per Gargantini, non Luisinho. Il dubbio, questa girandola di cambi, mi ero perso il riferimento là davanti, che da qualche istante è di nuovo Matteo Gargantini, 2 gol per lui in questa Serie A fino a questo momento. Maglia numero 96, ha commesso fallo, il primo fallo di questo secondo tempo, lo spunto sulla fascia del solito sgusciante Guerini, poi deve retrocedere da Barra che riceve il pallone di ritorno dalla fascia opposta. La verticalizzazione di Gastaldo, Barrichello fa da pivot, buon palleggio del Genzano fino a questo pallone che da destra verso sinistra va troppo lento. Il possesso torna alla Kame. Pallone alzato, un po' di confusione, non c'è linearità nelle due azioni da una parte e dall'altra. Rimessa laterale per la Kame. Tonin in avanti per Gargantini, pallone impreciso, e dopo 4-5 minuti di buona qualità da una parte e dall'altra, adesso qualche palleggio più arrugginito, più zoppicante da parte delle due contendenti. Si continua a viaggiare sui binari dell'1-0 in favore della Kame, mentre Gastaldo non trova un appoggio comodo e allora si rifugia in fallo laterale. La rimessa che sta per essere effettuata da André Ferreira, tocco corto, botta provata dalla distanza, deviazione, resta in avanti la Kame, mentre Marco Di Fazio istruisce i giocatori della sua panchina. Rimessa laterale dalla parte opposta. Tonin, che aveva calciato qualche istante fa, ora si appresta alla battuta della rimessa laterale. Ottaviani di Trieste attende che dalla parte opposta il collega Di Battista metta ordine in area di rigore. Parlano Gargantini e Barra, fisici importanti, duello
al limite dell'area, il pallone va fuori. Azzoni per Gargantini, la palla che torna all'indietro, prova a uscire fuori Lecco City. Barrichello va in pressione, deve seguire il taglio profondo di Donin che scappa via, spalla a spalla, resiste il 22, torna indietro, usa un po' le mani Barrichello, un po' troppo per l'arbitro, e fallo, calcio di punizione in favore della Came Treviso. Ha accettato volentieri lo spalla a spalla, seppur vigoroso qualche istante prima, non l'utilizzo delle due mani aperte da parte di Barrichello. Calcio di punizione per la Came Treviso. Sul pallone va Enrico Donin, 6 volte ha gonfiato la rete in questa Serie A, quinto il numero 22 mancino a disposizione di Silvio Rocia. Sul punto di battuta calcia direttamente in porta e trova il gol del 2-0 della Came Treviso, settimo gol per Enrico Donin. Poi la sua danza fino ai tifosi per esultare insieme a loro e farsi abbracciare dopo il gol del 2-0. La firma da parte di Enrico Donin dopo 6 minuti e 5 secondi del secondo tempo. Sorprende Di Ponto, che ne aveva piazzato uno in barriera, ha trovato il varco credo di fianco al piede di Ibarra, che si è leggermente spostato in maniera colpevole e ha permesso a Donin di perforare Di Ponto. 2-0, la reazione dell'Ecco City è subito veemente con il tentativo 2 volte il gol, la replica immediata di Micheletto, primo tentativo neutralizzato, poi il tap-in di Micheletto, botta e risposta nel giro di pochi secondi. Dall'1-0 al 2-1 non cambia la sostanza, ci sono 2 gol in più. Qua ha fatto tutto Ricci, è scappato via, hanno provato ad abbatterlo. Tentativo 1, para Pietrangelo, tentativo 2, Pietrangelo ribatte, ma si vede il pallone poi carambolare fra mani e piedi, schizzare in rete. Se volessimo essere formali, e dovremmo parlare di autorete di Pietrangelo, seppure totalmente incolpevole il portiere della Came. Attenzione, perché c'è ancora un'opportunità col sinistro di Brunelli. Pietrangelo risponde da gran portiere quale riapprezziamo. Taborda, Brunelli, controllo, boom, primo palo in pericolo, ma Pietrangelo neutralizza. Ci prova ancora l'Ecco City con Taborda che si rammarica per il possibile 2-2. Fuochi d'artificio dopo 6 minuti del secondo tempo. Antoniazzi nel primo tempo, Donin, Micheletto nella ripresa. Sempre più 1 per la Came. Bissoni, Antoniazzi, Bissoni. Giappa. Scappa via Giappa, attenzione, può calciare! Pallone fuori, solo l'illusione del gol. Ho temporeggiato anch'io perché la palla ha toccato la parte esterna della rete. Ottima occasione prodotta in autonomia da un bomber di razza come Giappa Vieira. Brunelli, Taborda, Brunelli, fallo su Capitan Taborda, chiede scusa sportivamente. Tiago Bissoni. Vediamo qua Giappa che con una finta disorienta Ricci, poi con la punta del piede destro manda fuori non l'esterno della rete ma addirittura i cartelloni dietro la porta. Ecco perché la palla è tornata rapidamente in campo, è rimbalzata letteralmente sui cartelli di protezione dietro la porta di Di Ponto. Punizione Ecco City. Taborda appoggia per Brunelli, ancora Taborda, quindi Micheletto l'autore del 2-1. Ricci, pallone che schizza sui piedi di Micheletto, superiorità, il sinistro, ancora Pietrangelo a dire di no su questa occasione per gli arancioneri dell'Ecco City Genzano. Sono tante ormai le parate di Pietrangelo, qua un po' fortunata l'azione dell'Ecco City, il tentativo di Brunelli, Pietrangelo a fare da transenna sul sinistro di Brunelli. Abbiamo elogiato Antoniazzi come MVP dopo il primo tempo, ma ormai sono tante le parate decisive di Lorenzo Pietrangelo. Li mettiamo sullo stesso livello fino a questo momento, ovvero
fino a 12 minuti e 13 secondi al termine della partita. Noi vogliamo questa vittoria, cantano i tifosi della Kame, sarebbe oro colato in ottica salvezza per una Kame che cerca di uscire fuori dalla zona rossa, dalla zona retrocessione diretta e di sistemarsi quantomeno in zona play out, mettendo il mirino sulla quota salvezza diretta. Giappa manda il pallone lontano dalla portata di ogni suo compagno, nessun destinatario, rimessa laterale, Barra pronto alla battuta, corta per Ricci, colui che ha generato di fatto il gol del 2-1 di Micheletto, che tocca il pallone adesso, torna proprio da Ricci, verticalizzazione, tentativo di contropiede, Micheletto recupera, Taborda alza la sfera, Ricci sulla sinistra, fermato da Luisinho, break, Luisinho va al centro il 19, Giappa, stop, controlla, appoggia all'indietro, Bissoni, ancora la Kame a palleggiare. Taborda, Micheletto, riparte Luisinho, pallone recuperato, ferma tutto Ricci, riesce in qualche modo a servire Barra, Micheletto, c'è spazio per attaccare, Micheletto dentro, chiude Tiago Bissoni. Vedete Di Fazio che osserva insieme a Barrichello dalla panchina, rimessa laterale, pallone forte in area nella terra di nessuno, la palla scorre via dalla parte opposta, Micheletto voleva qualche inserimento dei suoi compagni ma nessun supporto, rimessa laterale per la Kame, Torin, l'autore del momentaneo 2-0 direttamente su calcio di punizione, quindi Sutton, primi minuti nel secondo tempo per il 10 della Kame. Pietrangelo, lancio in avanti, l'anticipo di Ricci che rischia qualcosa, ottiene comunque la rimessa laterale, eccolo qua il numero 10 della Kame Treviso, Josip Sutton. Quattro gol per lui in questa stagione. Pallone fuori su questo tentativo d'attacco da parte della Kame, possesso Eco City. Guerini cede il pallone all'indietro, è stato commesso però un fallo dalla Kame. Barrichello prova a puntare, cambia gioco, bene il pallone in area, Barra anticipato, riparte Sutton, prova a servire sulla corsia laterale Donin che si affretta, scala le marce, riesce in scivolata in qualche modo a concludere, manda il pallone fuori. Buona la giocata di Enrico Donin su questo pallone che sembrava irraggiungibile, anche perché Guerini è tutto fuorché lento, eppure in scivolata è riuscito ad arrivarci il giocatore della Kame. Palla fuori, nulla di fatto, l'anticipo adesso di Bissoni che alza il pallone al centro per Antoniazzi, troppo centrale però il servizio, e nulla di fatto anche in questa circostanza. Pallone alzato dall'Eco City nel vuoto, riesce a mantenere il vantaggio la formazione di Silvio Rocha. Eccolo qua inquadrato il tecnico, da sempre, da una vita alla Kame, prima Kame Dosson, ora ormai da un po' di tempo Kame Treviso.
Prova ad attaccare l'Eco City che è sotto di un gol e vuole provare a tutti i costi a rimontare su una Kame Treviso che sta conducendo ormai da 20 minuti abbondanti. L'ha sbloccata infatti dopo 10 minuti e 3 secondi del primo tempo Antoniazzi per la Kame, poi Donin nel cuore del secondo tempo ha fatto 2-0, ha replicato Micheletto per il 2-1 in cui ci troviamo, ma siamo entrati negli ultimi 9 minuti del match e c'è sempre la formazione veneta in vantaggio. Con le mani Gastaldo ha spintonato l'avversario, l'arbitro prima ha lasciato correre, poi è intervenuto. Calcio di punizione per la Kame. Sul pallone Sutton che parla con i suoi compagni, in particolare con Antoniazzi, per capire cosa fare. Un destro e un sinistro. Largo c'è Luisigno, sul secondo palo c'è Gargantini, la botta provata da Antoniazzi sul tocco e tiro. Murato. Calcio d'angolo, Sutton sul pallone. Antoniazzi. Sutton. Antoniazzi. Ancora in avanti Sutton, rincorre il pallone, lo tiene in campo, mette dentro. Arriva Gastaldo, ha finito tutto. A fermare tutto, perdono. Piano per Gastaldo. Nell'area riesce a concludere Gargantini, colpisce però male, la palla torna dal numero 10, insiste la Kame, si sta difendendo adesso l'Eco City nonostante sia sotto di un gol. Riesce a respirare su questo errore da parte di Antoniazzi. Scuote la testa il numero 5 della Kame mentre sale Di Ponto. Di prima il pallone intercettato, poi con Di Ponto fuori cerca la conclusione di prima intenzione. Antoniazzi colpisce male, Di Ponto con le mani alza la sfera per Gastaldo ma irraggiungibile, riesce solo a toccare il giocatore in maglia arancione. Altri cambi avete intravisto nella parte bassa del teleschermo da parte di Silvio Rocia, c'è Ercoles in campo così come Bissoni, esperienza al servizio di questa fase della partita. Sutton, Bissoni, le sue finte su Barrichello, vuole il possesso la Kame Treviso, non vuole rischiare nulla, non vuole regalare occasioni. Fischio del direttore di gara sulla corsia più lontana, primo piano infatti per Luca Di Battista. C'è stato l'intervento da parte dell'arbitro numero 2 della sezione di Avezzano che ha convalidato un calcio di punizione in favore della Kame. Fallo commesso dall'Eco City, 3-2 la situazione falli, mentre Gargantini al limite dell'area prova a girarsi, riesce a calciare nonostante il raddoppio di marcatura. Di Ponto si ritrova il pallone sul petto e sulle mani, pallone scomodo servito per Barrichello. Rivediamo qua Gargantini, sembrava aver perso completamente lo spazio per calciare, invece nonostante il piede di Brunelli ha trovato la conclusione il numero 96 della Kame. Se dobbiamo dare un merito alla Kame, quello di aver messo nei contrasti forse un pizzico di cattiveria sportiva in più in un numero maggiore di occasioni. Ma è ancora lunga, lunghissima, 7-28 alla fine. Rimessa laterale per l'Eco City, a caccia del 2-2 con le finte di Micheletto, le mani troppo protese in avanti da parte di Gargantini, fallo evidente. 3-3 la situazione falli. Micheletto aveva spostato, Gargantini si è appoggiato al petto dell'avversario, gli ha commesso fallo, calcio di punizione battuto. Barrichello sterilizzato in questa partita dalla difesa della Kame Treviso, i suoi tentativi nell'1 contro 1 non hanno mai sfondato quella che sappiamo essere forse la skills principale di Mateusz Barrichello. L'1 contro 1 non è riuscito mai ad affondare il coltello nella difesa avversaria. Qua
appoggia corto, quindi Di Ponto lascia la sfera a Taborda, non può ridarla al portiere, cerca spazio per lanciare in avanti. Taborda, le sue finte, viene spinto a terra, tutto regolare e c'è il gol della Kame. Il gol da parte di Giappa Vieira credo sia stato convalidato, è così, è il 3-1 di Giappa Vieira, esulta il capitano della Kame Treviso, duello fisico fra lui e Taborda, ha avuto la meglio il pivot, il capitano. Rivediamo tutto. Taborda, le sue finte, cade a terra Taborda che poi stende a sua volta Giappa da terra, conclude, Di Ponto tocca non abbastanza per neutralizzare. 3-1 Kame Treviso, ha segnato Giappa Vieira. Ed esulta, sentite il pubblico del Palacicogna. Taborda arrabbiatissimo, va a far vedere il collo al direttore di gara, rischia la sanzione disciplinare, interviene anche Di Fazio, non vuole ovviamente rischiare di subire un cartellino pesante il tecnico dell'Ecocity Genzano, che ha chiamato time out subito dopo aver subito il gol del 3-1 a 6 minuti e 59 dal termine. Time out. Rivediamo ancora Taborda in orizzontale, finta, tocca Giappa Vieira, cade a terra Taborda che poi stende Giappa stesso da terra. Il capitano segna gol difficile. Di Ponto non riesce a ribattere, tocca, ma il pallone finisce ugualmente in rete. +2 per la seconda volta in questa partita in favore della Kame. Vedete Taborda che parla con Mammarella, si lamenta. Palla al centro, da lì si riparte. Il punteggio è cambiato un minuto fa, ovvero prima del time out. È 3-1 per la Kame, 2 gol da rimontare per l'Ecocity, che si gioca la carta del portiere di movimento. C'è Barrichello con la maglia rosa. Taborda pressato, dentro per Barra, apre per Barrichello, ancora Taborda, Micheletto, Taborda per Barrichello, si accentra, potrebbe calciare, non lo fa, anche Taborda preferisce l'assist. Barrichello, le sue finte, non calcia l'Ecocity, ha avuto 2 o 3 volte il tempo e lo spazio per provarci, non ha voluto forzare. Guardate Roce, più impegnato di un calciatore nei movimenti davanti alla sua panchina. Spazio per Micheletto, non calcia neanche lui, poi Brunelli mette il pallone dentro, Pietrangelo con i piedi spedisce il pallone in calcio d'angolo. Micheletto finta, Brunelli rasoterra, para Pietrangelo e poi perfezione il disimpegno Bissoni. Di nuovo Ecocity, mentre sta per tornare in campo Azzoni in fase difensiva. Immaginiamo le finte, l'appoggio per Taborda, cerca di aprire la difesa avversaria all'Ecocity. Brunelli, sinistro, traversa clamorosa di Brunelli. La porta si è spostata sul missile di Brunelli, vicinissima al 3-2 l'Ecocity. Brivido per la Kame. Rivediamo Taborda, Micheletto, Brunelli di prima, boom, traversa netta. Pallone lanciato lungo in avanti dalla Kame, che accetta di difendersi. Vediamo se va in pressione oppure no. Azzoni prima invita i suoi compagni a salire, poi no, retrocede. Barrichello per Brunelli, pressione della Kame. Barra, non c'è il portiere, rischia qua l'Ecocity. Barra difende il pallone, lascia scivolare fuori, rimessa con le mani per l'Ecocity. Un po' di caos adesso, insiste con Barrichello fra i pali, lancio lungo, lunghissimo con le mani Barrichello, che assist per Brunelli. Siamo da Pietrangelo,
palla alzata per il taglio di un compagno, ma termina fuori, e allora può fare un power play, diciamo così, normale. Lecco City Genzano, difesa schiacciata per la Kame. Taborda, Micheletto, le finte, Taborda, Micheletto può calciare, deviazione, palla fuori, calcio d'angolo, altra chance per Lecco City. 5 minuti e un secondo alla fine, vediamo ancora il replay. Taborda, Micheletto, deviazione forse provvidenziale, corner, palla fuori, palleggia Lecco City Genzano. Taborda fra le linee, Barra, Micheletto, Taborda, difesa schiacciatissima quella di casa. Taborda, 2 tocchi, Micheletto, Barrichello, la palla viaggia in orizzontale, Barrichello cerca spazio con l'aiuto di un potenziale blocco da parte di Barra, tutto regolare, si gioca. Ancora Barrichello, si accentra, calcia ma viene ribattuta la sua conclusione. Non trova il pertugio buono la squadra di Fazio. 4 minuti e 30 alla fine, più 2 per la Kame. Barrichello, Taborda, ancora il 24, versione power play. Dialogano i due sulla parte sinistra del campo. Barrichello calcia forte dentro, ma sul secondo palo Brunelli non può arrivarci, si era aperto in ottica circolazione del pallone. E allora sul secondo palo ci arriva un pallone innocuo. Chiama time out Silvio Rocha per organizzare la difesa a 4:16 dalla fine del match. Sentite in sottofondo il pubblico del Palacicogna che dà tutto il supporto possibile ai giocatori trevigiani. Una Kame avanti di 2 reti a 4 minuti e 16 secondi dalla fine. Possesso per i biancoazzurri di nero vestiti quest'oggi. Lancio lungo di Sutton intercettato da Micheletto. Di Ponto, c'è lui fra i pali che lancia il pallone verso Brunelli, anticipato, la palla arriva da Pietrangelo, quindi Luisigno pressato da Taborda. Luisigno cerca l'assist per Gargantini, la palla termina fuori, Di Ponto vuole far battere direttamente a Barrichello per poter imbastire l'attacco in superiorità. Barrichello va fra i pali prima che si sia creata una situazione comoda, rischia un po' sperando in un po' di spazio che però, come vedete, la Kame decide di concedere agevolmente. Si rintana nei suoi 10 metri, è una sfida totale fra portiere di movimento e difesa dei ragazzi di Silvio Rocha. Spazio per Micheletto, conclude il gol di Micheletto, trova il varco buono, gli hanno lasciato troppo spazio per concludere, doppietta personale per il 77. Si riapre completamente la partita, stop, un paio di tocchi e conclusione, non ci può arrivare Pietrangelo, è 3-2 a 3 minuti e 34 dal termine, ristabilito un gol solamente di distanza fra Kame Treviso ed Lecco City Genzano. Fallo fischiato dal direttore di gara ai danni di Luisigno, intervento del signor Ottaviani. Quarto fallo a carico della Kame, 3 ne ha commessi Lecco City. Calcio di punizione per tutto il contrario, dalla gesticolazione sembrava un fallo della Kame, invece era un fallo del Lecco City, e quindi quarto fallo del Lecco City a 3. Dovrebbero essere i falli a carico della Kame. Comunque
Giappa in avanti per Luisinho, controllo e tiro, doppia deviazione, calcio d'angolo per la Kame Treviso. E vediamo questa circostanza. Luisinho, controllo e tiro, smorzata la sua conclusione da Micheletto e poi Di Ponto manda fuori, botta volante di Antoniazzi, non trova la porta colui che ha stappato questa partita nel primo tempo con la rete del momentaneo 1-0. Lancio lungo, l'intervento della difesa della Kame con Antoniazzi che perfeziona per Pietrangelo. L'anticipo questa volta è di Micheletto, arriva a supporto Barra, tocco per Di Ponto, sta per rientrare Barrichello, il lancio di Di Ponto in avanti, confusione, palla spesso alta, Di Ponto tocca ed esce, entra in campo Barrichello, Taborda, Barrichello. Vediamo con attenzione questi ultimi 150 secondi del match. Micheletto cerca la tripletta e soprattutto il 3-3 per la sua squadra, le sue finte, Brunelli, Micheletto, Taborda, muove il pallone l'Eco City, ancora Micheletto, difesa poco più avanti dei 10 metri per la Kame. Adesso dentro i 10 metri, Micheletto, Taborda, controllo, finta il tiro, poi scarica, Barrichello scappa via da una zona chiusa, pensa anche alla conclusione, è bassissima la difesa avversaria, calcia Micheletto, chiude tutto in qualche modo la Kame. 2 minuti a termine. Barrichello, le sue finte, si mette spalla alla porta, rotazione dell'Eco City. Micheletto, finta il tiro, Brunelli, non c'è spazio, si ricomincia da Micheletto, ancora Taborda, quindi Barrichello si va da un versante all'altro, le finte di Taborda, pallone forte dentro, il pallone che carambola sui piedi di Antoniazzi, prova in qualche modo con il piatto a calciare verso la porta avversaria, colpisce male, sfera che termina fuori. Accesissimo Silvio Rocia, vuole a tutti i costi i 3 punti, vuole invece quantomeno pareggiare l'Eco City. 85 secondi al termine, 3-2. Barrichello per Ricci, molto spazio per calciare, chiude in qualche modo Bissoni, poi Pietrangelo e la palla che termina fuori di un non nulla. Pietrangelo vicino al terzo gol in stagione in Serie A personale, ma soprattutto al 4-2 che sarebbe stato un colpo devastante per l'Eco City, se non mortifero. C'è ancora spazio per provare la rimonta, 67 secondi alla fine, rimessa laterale, Taborda fretta la battuta, Brunelli, Micheletto, Barrichello, Barra, Barrichello, Taborda, sempre lui a fare da perno centrale, da playmaker, tocco corto per Barrichello, stop, tiro deviato, rimessa laterale. Occhio al cronometro, 47 secondi al gong definitivo del match, 3-2 il punteggio. Insiste l'Eco City, rumoreggia il pubblico del Palacicogna con Taborda che controlla il pallone, l'appoggia per Barrichello. Una delle ultime circolazioni di palla. Taborda, finta, Taborda, pensa al tiro, va da Brunelli, insiste. Micheletto non calcia, non trova spazio l'Eco City. Barrichello, guardate come corre Rocia, spazio per Taborda, non calcia, il tocco laterale, controlla poi il pallone alzato, intercetto, il sinistro volante lontano dalla porta da parte di Luisinho. Primo piano sul pallone Munic, il pallone ufficiale della Serie A quinto e di tutta la stagione della divisione calcio a 5, versione blu per la Serie A maschile. 15 secondi al termine, pallone fuori, Taborda pronto alla battuta, ultima occasione forse, Barrichello, perlomeno l'ultimo giro palla, probabilmente Micheletto deve forzare l'Eco City. 5 secondi, Micheletto non calcia, Brunelli mette il pallone forte dentro, di testa lo allontana Luisinho, arriva il triplice fischio, l'esultanza scatenata di Silvio Rocia perché la Kame Treviso ha battuto 3-2 l'Eco City Genzano al termine di una gara tostissima, di una lotta durissima, sempre avanti nel punteggio in questa partita. La Kame Treviso l'ha portata avanti, l'ha portata a casa con merito la squadra di Silvio Rocia col punteggio di 3-2 e sono 3 punti di platino per la corsa verso la salvezza della formazione veneta che sale così in classifica a quota
19 punti, aggancia la Global Work Capurso ad una sola lunghezza dal Pomezia e a 2 punti dal Mantova, che rappresenta in questo momento la prima delle squadre salve della Serie A quinto. Resta ferma invece in ottava posizione l'Eco City Genzano, manca il sorpasso sull'Active Network, manca l'aggancio sulla Roma in sesta posizione al termine di una partita davvero divertente. Doppietta di Micheletto inutile per l'Eco City Genzano prima e durante i gol di Antoniazzi, Tonin e Giapaviera. Questo è il resoconto della partita del Palacicogna da Matteo Magnarelli. Grazie per essere stati con noi. Il saluto, l'arrivederci ai prossimi appuntamenti sempre qua sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Grazie, ciao!